Giuseppe Bortolussi, presidente di Interporto Grosso di Pordenone SPA. Siamo con lui al convegno Economia e Logistica, motore di sviluppo per il futuro. Un convegno importante in un tema sempre più sentito e decisivo per l'economia. Un suo giudizio. Il tema e il titolo quello che si voleva dire ci sta tutto. D'altronde, se non pensiamo a qualcosa con nuovi obiettivi, con nuovi orizzonti e soprattutto con l'efficacia della nostra capacità di intraprendere, non riusciamo a dare delle risposte alle imprese. Questi spazi li occupano altri, soprattutto gli stranieri, per cui ci dobbiamo assolutamente dare da fare, perché questo per me e per chi mi sta vicino è ritenuto il vero sviluppo per il futuro. Ecco, Presidente, a proposito di sviluppo, quali i prossimi passi, proprio più immediati, di Interporto Pordenone? Lo sanno tutti ormai che stiamo lavorando alacremente al progetto dell'intermodalità. Io mi auguro che entro l'anno riusciamo a far partire questi benedetti treni che non sono altro che il preludio di uno sviluppo importante.